Amici di Habitat, oggi ci troviamo a Cona per Misteri d'Italia. Cona è una frazione di Ferrara e ospita questa villa ottocentesca che, come per l'episodio di Aguscello, visiteremo solo dall'esterno perché è pericolante. E su questa villa narra una triste leggenda. Si racconta che alla fine degli anni '80 quattro ragazzi, quattro giovani, cercarono di entrare al suo interno e ci passarono l'intera giornata in cerca di fantasmi, di mistero, di chissà che cosa, di qualche emozione. E alla fine della giornata udirono nel parco, che dopo vi faremo vedere qui intorno, voci, grida di bambini, e uscirono a cercare di capire di cosa si trattasse. Ad un certo punto, mentre erano fuori, oramai l'imbrunire era calato sulla zona, videro da quelle finestre, e sono le uniche attualmente aperte della villa, una signora anziana molto arcigna che li invitava ad andare via e li malediva. Questo racconta la leggenda. Presi dallo spavento, saltarono sulla loro autovettura e si diressero verso probabilmente Ferrara, da cui derivavano. Pochi chilometri dopo un tremendo incidente, uno schianto, ne uccise 3 su 4, il quarto rimase gravemente ferito e oggi non conosciamo più la sua identità. Fatto sta che da allora questo edificio è diventato proprio un punto di ritrovo per gli amanti dell'occulto e dei fantasmi, ed è considerata fra le 25 zone più infestate dagli spettri di tutta Italia, ed è Villa Magnoni Trotti. Siamo ancora qua a Villa Magnoni, sul retro. Come vedete è tutto completamente pieno di vegetazione ed è impossibile entrare. Come sempre noi vi suggeriamo di non tentare di entrare, perché comunque è un edificio privato, quindi una proprietà privata. Noi siamo nel parco e non ci azzarderemo ad entrare perché comunque c'è un serio pericolo di crollo, per cui è assolutamente consigliabile osservare questi stabili dall'esterno. Stiamo uscendo ora dal parco di Villa Magnoni, che abbiamo appena visitato, dove non abbiamo però rilevato nessun tipo di attività misteriosa o paranormale, per quanto la zona sia pervasa da una sensazione di mistero e un qualcosa di opprimente. Per cui, amici di Habitat, ci vediamo alla prossima puntata dei Misteri d'Italia.